Un saluto a tutti e bentornados a un'altra puntata de OF Damus De. Oggi nos agattamos a Bida Massargia in su contesto de Casafenu, po a toppare sul gruppo folk de Bida Massargia. Innanzi di tutto, voglio dare con il suo presidente Luigi Usai, che torno grazie a aver accettato il compito nostro. Per questa top, per questa trasmissione, Luigi. Facciamo un vago di Zanaschi sul gruppo folk. Quando è nascido e come è maturato in suo corso di anni questa passione per il folk? Allora, il gruppo folk è nato nel 1976. Si intende è stata una cosa creare un comitato permanente che vorrà poi festa adesso Madonna Sovilla in Bida. Questo comitato già esisteva a Scantano, però nel 1976 avevo che ci furono mera giovani di Bida, picciocchi che partecipanti si vestevano in costume. Su costume dei femmine si fuori di Bida, che io, sa mamma, sa zia, sa nonna si prestava a spicciocca. Invece su costume dei uomini si fuori già sparecchio. E infatti da questo anno che ho fatto questa ricerca posso costume di Bida. Non so questo costume su vestiti in prestito. Però la partecipazione fu a mera. E quindi sarà questo comitato vari con Supreri, Don Eligio, che ci vorrà Don Eligio, sarà creato e antiforzato questa cosa che si può fare in questo momento che ci vuole una grande partecipazione. E tant'è vero che Don Eligio narra sempre che questo gruppo è nato sotto questo campanile, a sombra questo campanile di Gresia, che vuole una cosa creare, cioè isso se interessa un mera, poi si crea e pare con questo comitato. Questo comitato sarà vorrà tornare sempre poi si festa della Madonna e Sovillai, il suo presidente fu Antonino Vittau, il segretario sarà Paroi Coconi, cassieri il maresciallo Mameli, poi la gente tipo su Maestro Concas, signor Dino Lecca, erano persone vicine che comunque. E questo comitato nasce, torna a questa festa, si organizzava a passare ogni mese a fare circa questa festa, poi Cambida. La festa della Madonna Sovilla è presentire della Madonna Sanni. E Luigi, attualmente da quantos elementi è scomposto sul gruppo folk? Sul gruppo folk è composto da una quarantina, 40-42 componenti, mano più piccoli, picciocchi, anziani, giovani, insomma, non è che dei rotti. E sul gruppo che balla sono 8 coppie che si alternavano, solitamente prima se ci fosse mera di pruso e in suo barco arziasto insomma con 8 coppie, però anche fine poi esigenze di figura si usa 6 coppie, quindi tenere questo cambio, ecco, coppie a cambio. Su chi de neus è che poi io torrai a cominciare dopo questa crisi del Covid e spero che per la pelle torrai a cominciare a partecipare a manifestazioni di fuori di lavoro. A questo proposito, ti voglio preguntare a quale manifestazione hai partecipato in suo corso di questo anno, finza a comparsa televisiva e ovviamente al Sagra, a tutte le feste, un po' in tutta la Sardegna? Sì, ho partecipato a mera festa della Sardegna e fine ai feste importanti, ai Sagras, tipo Sant'Efesio, tipo sul Redentore, a Cavalcara Sarda, a Muravera, Santa Rega a Decimo Pozzo, Decimo Manno, scusate. E quindi io già rotto su feste importanti, si è arrivato ad ogni luogo, a parte che prima all'inizio sono una bella squadra di ballerini, soprattutto a Caradunai, poi sono vecchi di Ruvecci, ma diventa giovane che sartanta e badanta e resto già ero un tipo di ballo della Sardegna, giustamente, perché Serbera fine poi quando andato fuori, che si sono andato a Sestero, si sono andato in circolo in continenti, circolo sardo su continenti. All'Expo a Milano, insomma, ero rappresentato questa Sardegna, Villa Massargia più che altro in diversi luoghi, che sia i sagre, festival dei continenti, ne ho fatto diversi abbastanza.
Bene, bene, questa è una cosa bella che finza sa uno pago a fare bessire e fare a conoscere questa tradizione folcloristica pure de Bida Massargia. E invece Luigi, come iniziativa autonoma, bisatero se esistado intre os organizzadores po annos de su Festival dei Popoli in Bida Massargia. In dite consiste questa iniziativa? L'iniziativa consiste di fare bene a Villa Massargia, per esempio, per fare conoscere Sabida, gente di Foras, i gruppi e su cominciato nel 2007 con i gruppi, 8 gruppi della Sardegna che rappresentano una provincia che ci sono le 8 province della Sardegna. Poi mi ricordo che a Susini qui ci Fiaranzara si mandavo a Pragiumera, un grande spettacolo, la gente a parlare in prazza viene oltre a una, di mangiano, di ghizzi, e isso hanno castia che si da pensare un meglio, vi posso dare anche un ulteriore aggiuro economico, un contributo. E quindi sanno un fatto che si muovevo sempre a inizio dell'anno, viene poi i gruppi, su circuito, su ricevuto il gruppo straniero, devo presentare questo progetto e isso sarà un bello contributo. Io ho fatto 2 rire festa, ora oltre a festa dei gruppi stranieri viene organizzata la festa dei PPU, su giochi antichi, insomma ci sono diverse cose proprio poi coinvolgere viene sabida. All'inizio i gruppi sono ben entrati, sono alloggiati in scuola, partendo dalle piazzali della scuola e coinvolgendo una cosa che rotta la popolazione per interessare, oltre alle associazioni, su scout, il GEVE Posistraras, Saproloco, i anziani, Sauser, tutti coinvolti e partecipando con grande contentezza proprio che ambienta questa partecipazione e questa vita pure. Anno su mera ho fatto, cioè in questo anno ho fatto coinvolto questa gente che viveva in Sarrugas, de pogare fuori le cose antiche, di abbellire, di combirai su stranieri. E c'è stato un caso pure che famiglie che mancano a fianco non si questionano, però in questo momento sono riuniti su questionanti, ma che si può fare una razza bino dopo impari. Questo è una grande cosa che a noi sarà una soddisfazione che si servirà proprio una cosa può sapere tutto. Luigi, narranos pagu pagu qual è la storia del suo gruppo folk. La storia del gruppo folk, come dicevamo prima, nasce sempre grazie a questo comitato e a questo preri. Inizialmente, quando il comitato ha risprato Sabogi, oltre una ottantina di componenti, manus piccoli, bambini, fino a più piccoli. Dopo che io comprendo che che voi interessato di puro, quanto fosti, antipensavo sarà su presidente, Antonino Pittau, dezzi reai su maestro poi imparai. A bello benenta io sono imparato, a parlare su ballo sardo, è chiaro che sapremo cose, sono imparato adesso sul nostro, come te passo, e poi non ti bene tutto l'altro, sa Sardegna. Una cosa che posso un anno particolare che si ponenta in fila vostri insoratori uno particolare e a me non mai visto ma lui non si impara mai adesso ballo sardo non tenni so riga ma non va che e quindi da posto fuori adesso riga vi vesto su provas non mi sono in una maniera come dicono ma adesso che non devo imparare. Ci sono ancora sotto su palco, in solatorio con un palco, sotto su palco un tasso e musica, poi cominciare a fare spazio su conto mio. Dopo una dio due, quando è tornato visto, no, ci si fa, ah no, si fa.
E comunque da Ingunisi ho cominciato, mi piace Mary, ho cominciato bene a vedere e sono diventato capo ballerino. Voi il primo capo ballerino che non c'è vedere, che non è teorica, però sei stato il primo ballerino. Questo è essere tostorruto in suo senso a essere caparbioso, come si narra in italiano, proprio può cliccare uno che vinza a non tenere chissà che legalità, invece con s'impegno si può vinza a rompere a suo risultato. E tu hai nato innanzi che sul gruppo folk di Bida Massargia è nascito in su 76, però già da un anno fu costituito come ente comitato. Sì, questo parte del suo comitato e andato su un giro, possa circa, mentre non possa veste su Villai. Sì, ci fu una grande partecipazione, addirittura noi preparato su Vinescarro, su Straccas. Fu una partecipazione di tutto Sabida. Il picciocco specialmente, il picciocco fu interessato. In momento che non è che devo spago per tenere altro spazio su una house, però fu una bella cosa. A proposito del ballo, Luigi, bisatero so ballate sono pago tutto sul ballo che bisogna in Sardegna, da su ballo tondo a su ballo escraro capitanesu, ma finza a altro ballo so presente in Sardegna. In quale manifestazione se azzi tento maniera de bos esibire e quale ballo in si specifico azzi il fatto? Ecco. I ballo rappresenta la Sardegna, sono felice che andavo fuori, giustamente, devo rappresentare rotto la Sardegna. È chiaro che certo che se andavo su parte nuro non andavo a fare su ballo i cussus, come i cussus non bene a fare su ballo nostro e noi. Quindi sono più che fare io stesso campiraneso, che sono nostro da ranai attento, non va che forse si de infiltrazione del suo campirano, forse che sono una birra di passaggio, invece a sa parte del suo basso sul ci sono dei meu red, il suo basso non va che diverso, ma sa musica grosso canto per San Manco e cussa. Luigi, intre Saragozza e Bida Massargia abbiate un contatto culturale, poi te? Poi noi teniamo questo rapporto con Sa Madonna e su Villai e comunque su comitato già del 76 vorrà nascere con l'intento di fare questo gemellaggio. Però causa che la Bida nostra è in poco più di 3.500 abitanti, si Saragozza 700.000, non si può rifare questo gemellaggio. Questa differenza è mera. E poi il contatto con questi stati ubicato sempre con Sagurio, con Sagresia, invece è una cosa pure quasi politica, una tra comune pure si può rifare. E quindi andava a monti questa cosa. Però devo, prima di a traballare ogni dita, penso, mese agosto del 2012, mi veniva, insomma, castiai questa vostra elettronica che si può rinai, sia la vostra amica che del suo gruppo. E poi, una dica, era nei tempi, castiavo sul sito, una cosa del suo comune di Saragozza. E dove era scritto in spagnolo, ma si comprendeva, se era scritto che a volontà aperta si iscrizione per partecipare soffrendo di frosa, questa è una cosa fatta del suo comune. E dopo comprende che sicuro non conosce il spagnolo, dopo comprende. Secondo me a questo punto, dopo questione avviene come le mie, però saremo cosa da fare, ora con il suo contatto che io sto traballando quasi a fianco, con Caterina e dopo Zerriare e dopo no Caterina là c'è scritto 10 ecce di Tanara a tu e Caterina ma no chi non brulla. Saluto Caterina Porco che è una delle scomponenti del suo gruppo Itannato, quindi seguimos un pago Sarresono de Luigi. Mi eri zerreato veramente pure a vince a Chizzi per Marino, ma ti stroburo in disciro, no, vuoi stare nei suoi più vitico e vuoi uscire. E Marina, ragazzi, avassa c'è Ici, c'è scritto desiscrivo, andai in Spagna, però si già a Caporanni, e quindi io sono Augusto, pure ancora Augusto forse, e quindi io sono Marina, ma t'avavo su mi scrivo, e devo dopo, si brulla non è sti Santa Zerriai, e brulla non fura, e se andavo su diarerusu, se andavo su, si se uso iscritto su, c'è si de, nai una cosa, che noso
quando partecipato alle manifestazioni in Sardegna, uno va questa domanda e abettara sa risposta, poi i vorisi bene oppure no. Quindi pensasti che vurai ci vinse in Spagna. Invece l'ompiri su segi de Cavuranni arribara una mail e ci vorrà scritto che si fosse iscritto su. Non toccare a che si senti a risposta. E quindi in 448 se ho organizzato e se ho partito e ci devo fatta. E in Pagurisi fossi in 40, 45 e ho prenotato l'aereo. Tenesti l'aereo e non esti sagato lo che groccai. Poi a Saragossa dove esti gente mera, fura prena, sa città e non ci vorrà lo che groccai. E se ho sagato atteso, forse sì, una trentina di chilometri su fura di Saragozza ed ho fatto su Baia e Torra, poi andare a processioni e poi si incilorai a Salbergo e quindi è partito Seusu, però e Seusu a rinesce su vince a Badai, in Sabrazza fa una piramide alta 12 metri, poi in sa statua della Madonna in Pizzusu, d'ogni persona che sfilara portano un mazzo e gravellus e quindi devo portare uno suburu e uso posto rotto i gravellus in sa piramide che a Rassusu ci sono sticchi a scusi finché una bandiera dei quattro mori ci si danti posta e quindi ormai è diventata storica questa cosa e uso badau posso scetinai che vusti si pregia uso mera poi dopo 36 anni di tentativo ci si arrinesce se ci si ollompius e comunque sa devozione a Sa Madonna e su Villai Villa Massargia esti importanti mera, fu una festa mera sentia e quindi è come che si portava rotto sabida, si andava su noi, si portava vinse i sprecaroria, si scompaesa non nostro poi adesso che in cuno c'è scappare a vinse sa lacrima quando si acabava di badai e si giocava su del suo palco e poi ci ho piccato gusto in su 2016 su Rosanda e poi ti ho fatto 40 anni su del suo gruppo folk e quindi ho pinicato e sono tornato a partire. Non si può fare dare un gemellaggio verdadero, però di sicuro questo contatto culturale con la città di Saragozza e fino a questa devozione comune a Sa Madonna de su Pilar. Duca, è stata un'esperienza veramente bella. Caterina, ti chiedo preguntare invece qualche cosa del suo costume di Bida Massargia, di storia, un pago di vestimenta che in preades come il gruppo folk. E te potremmo narrare su pregusto? I bistiri si punti diversi a seconda de serari, chi sa femmina fu coiara, fu bagaria o fu fiura e in base vince a studinai e commentiamo e tutto, cioè chi ne esti rotto griffau e chi ne esti bisti normali. Ovviamente i bistirisi poi di Noria sa funta desera, funta ricamausu, funta comunque più bellusu, vince in isa stoffa sa chi scioperanta. Funti diversi su poita ad ognuna scioperare a sa maniera sua o a sa mora sa de surempusu e funti bistirisi che comunque si ponent a scetti in occasioni particolari. Poi su bistiri de dogna di fura de arroba prusu de insomma de gottoni prusu. Beh, te narrare di questo serano, di questo merie in Bida Massargia. È stata un'altra occasione per imparare da cose, ma soprattutto per conoscere un'altra realtà di Bida Massargia, che è questa del suo gruppo folk, del suo costume, e dunque questa sono le tradizioni che devono essere preservate in suo tempo. Caterina, quale augurio per suo tempo su benidore e fino a sposo gruppo dei Satteros?
S'augurio è chi sigara, chissà cosa si granda e innanzi chi spiccioccheddu su commenzi si accostai una trota su gruppo folk e chi renganta sa pazienza e sa ganna de sighi s'attivirari, de imparai a baddai e de portai in ogni luogo possibile is tradizioni, is costumus, is usanzas de Villa Massargia. Presidente, tu hai pure un augurio per il tempo il benidore e tu oramai sei un veterano e stai anno il meda che sei militante in su gruppo folk e te puoi narrare per il tempo su che da bennere. Allora, militante sul gruppo folk, dei anziani si usa parlare su sesi, che sa buona parte fa in parte del suo direttivo, noi ci siamo già ai 46 anni, vorrei che si era non però scetti per 46 anni, ma su doppio dei 46. Stiamo cercando di portare in avanti l'usanza rebida, oltre a vestimenta, viene su ballo e tutto. S'augurio è che ai giovani, che si che ponga a mente, certo che hanno impegno su meras e non funti come a prima, che quando su tempo si comincia ad andare in noso, spicciocca specialmente non può rentare bessi, senta scetti con sa scusa che deve andare all'oratorio per provare ballo, se no sa mamma non si fa bessi. Invece oggi spicciocchetti sono carenti altro spazio, si vuole rinai, non pone ti conca, poi c'è l'impegno per rispettare gli orari e tutto. Noi dopo 2 anni già i tresi con questa malaria, con questo Covid, non è che si è staccato, già rotto su questa abitudine veniva a mancare. Si è già 2 volte a gira, andato fuori spesso. Sicuro è che spicciocco che si accosti e teoria cominciare con sa ganna che resto su noso 46 anni fa minimo. E con questo augurio devo buon saluto e buon appuntamento alla prossima puntata. Adiosu.